Oltre 100 kg di materiale ferroso. È stato il titolare di un'azienda di Vittorio Veneto che aveva notato importanti ammanchi. Immediatamente si era recato dai carabinieri per segnalare quanto stava accadendo. Così la notte scorsa i militari hanno atteso al varco il dipendente infedele. Nell'auto di un 31enne di origini albanesi è stato trovato il metallo, un quintale di quelle che in gergo si chiamano sfridi di produzione. L'uomo li aveva sottratti alla sua ditta. Il sospetto è che l'operaio, ora indagato per furto aggravato, avesse un suo canale per la rivendita a terzi del materiale in questione. Il 31enne arrestato è stato rimesso in libertà. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per verificare a chi fosse destinato il materiale. Ed ancora, a finire nei guai un altro dipendente, questa volta a Castelfranco Veneto, un 55enne denunciato per appropriazione indebita, si era impossessato di derrate alimentari per un valore di un centinaio di euro. Dai primi accertamenti da parte dei carabinieri pare che l'uomo avesse sottratto la merce dalla mensa dove prestava attività lavorativa in zona pedemontana.